hayatım. Bu bayram hayatım.
Mela nixu nisaqsu domanda. Hek tajdinna daqsxejn żgħira dan il Irridu naruh li dawn iż-żgħażagħ huma ċċana biex jaraw. Mela għalissa ħanħallikom tistennew il-Papa, ħanistennew flimkien. Across the rock we stand, hallelujah, we sing. You are welcome here, let your love rain down into our hearts again. You are welcome here, Lord, we lay it down, let this land be yours again. Come here, let your love rain down into our hearts again. You're welcome here, Lord, we lay it down. Let this land be yours again. Yours again. Mela bil-mod qegħdin nibdew naraw l-ewwel karozzi li qegħdin quddiem il-Pogmobil. Jekk qed inħoss li hawn anke dal-aċċettament sabiħ dil-aspettattiva kollha li fl-aħħar ħanaraw l-tusija tiegħu il-Papa. Qed inġedded ħafna memorji meta fl-2010 kien ġie Papa Benedittu. il-Papa Benedittu. Tex kemm kont ħerqana biex niġi naraw. Illum aħna kont tagħmel u llum qiegħda fuq dal-istage. Aħna konna akkumpanjajnieh bħala Salesjani bil-Brigade, konna nżilna kienet esperjenza memorattiva wkoll. Ftit jonqos, ftit jonqos. Kulħadd jibda jipprepara l-garġi. Ħanismawkom! Papa Francesco! Bravi! Iktar Papa Francesco! Papa Francisco! Fejn il-ħorn, ħanisma naqra fejn il-ħorn. Segi, 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 segi! 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 Segi, 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 segi! Għaw kollux bil-mod għandna l-kamer nistgħu anke nxejrulhom u tistgħu nxejru anke l-bnadar.
jiġri issa? Ħajkun hawn mument ta' silenzju min-naħa tagħna għalfejn għax il-Papa se jiltaqa' mal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fis-sala fej minn hawn ftit ieħor imbagħad ħajoħroġ il-Papa minn dik il-gallerija biex ikun jista' isellem lilna Sta seguendo. Adesso dal Piemonte.
dawru l-kameras, joġobkom, dawru l-kameras.
Mela, l-eżis, għanna żewġ affarijiet għalikom sakemm nerġgħu nilqgħu l-dusija tiegħu il-Papa, u ngħidilkom kif se noħorġu wara li Papa Franċisku jitlaq għal dak kollu li għandu x'jagħmel wara din il-laqa. Importanti li kulħadd jerġa' jintefa' fil-post tiegħu għalfejn għax għad fadal li joħorġu l-awtoritajiet biex imbagħad ħanajdulkom skont il-kulur biex toħorġu skont il-kulur tagħkom ħalli ma jkunx hawn konfużjoni. Nevitaw li xi ħadd ikun jista' jweġġa' Mela ħanerġa' ngħidha bil-kwiet jekk joġobkom wara li nagħtu il-merħba kif suppost lid-dusija tiegħu il-Papa, kulħadd jerġa' jintefa' bil-kwiet fil-post tiegħu, imbagħad jekk ma jimpurtax ħallu lilna nmexxukom grupp ħalli nimxu kemm jista' jkun smooth u kulħadd ikompli bl-affarijiet li għandu jkompli. Issa, jiena kien hawn raġel hawn Marilyn baqa' jħares lejja, baqa' jberraq lejja biex nagħmlu l-wave. Libes U naħseb ta' min nagħmlu għan nippruvaw għal-wave. mela. Isma' trid titlaħ dejja ħalli tgħinni t'anima jew inkellet naħsdek hekk.
Trid tiġi ħdejja. Ejja. Isa xaffulu għada kbira! Min hawnhekk kara, minn hawnhekk. Aħnek sewa ta' spirtu pront. Min hemmhekk hawn, min hemmhekk? Issa jiena ħanatik il-mikrofonu. Ħadd mexxina inti tajjeb? Okej, mela għajdu waħda x'ismek? Mela nilqgħu waħda lil Paul magħna, ċabċipa naqra għax inkella jgħidu magħna. U Paul se jmexxina fil-wave, tajjeb? Mela, edin rows hawnhekk, so 1, 2, 3, 4. Mela, nibdew minn hemmhekk. Wave. Daqxejn, liħor, daqxejn ura ċar, iżjed,
Hija fattik is-saġarina. Thank you, sir.
President. تمام فوقي أنا Incredibile, nelle strade penso che... Sì, lo so. Ho detto, ma è periodo elettorale, come d'accordo? È una settimana dopo. E abbiamo convinto. Sono un avvocato, no?
meċi jizzum jamalaw għet namadom bukro. 196. naraw il-tiqa il-feta, il-għarija il-feta. L-entuzjazmu tagħna li ġabna. Ibqaw il-Mekke, ħalli l-Papa xija najgħala din il-pjazza, meżaw da b'saza, ħala rafqaw ġaw. Jgħamlu ftit ieħor, ħajjoħroġ il-dusija tiegħu Papa Franċisku, m'hemmx għalfejn ngħidlkom x'akkuntan. ħafna bnadar, ħafna banners, wieħed mill-banners li qed nara hemm Papa Franċisku. Il-bella ta' uħu ħad ikun jista' jaraw. Dak il-bella il-kbir, vera Papa Franċisku, żgur li huwa stjara. Fija l-kamera għada. Jina ma għandix numera. Your Holiness Pope Francis, Honorable Prime Minister, President of the House of Representatives,
His Grace Monsignor Archbishop, His Honor the Chief Justice, Honorable Ministers, Honorable Leader of the Opposition, colleagues, Presidents Emeriti, Excellencies, distinguished guests. Most Holy Father, I am humbled and fortunate in welcoming you on behalf of the government and the people of Malta. This is a long-awaited visit, which we all have been anxiously waiting for. It comes as a further consolidation of the very close historical relations between Malta and the Holy See, which over time have gone from strength to strength. I recall vividly that we had mentioned the possibility of a visit by Your Holiness to Malta as early as September 2019, when you welcomed me at the Vatican, and then again when you came to speak to me following the Mass for the repose of the soul of His Eminence Cardinal Prospero Grech in January 2020. On both occasions, I was very touched by your interest in Malta, the regional challenges that surround our islands, and above all, by your personal appreciation of the qualities and values that distinguish us Maltese. The sentiments extolling these same virtues were expressed by Your Holiness in various general audiences. So many things have changed since these meetings. The international community was shaken to its core by a pandemic that is still wreaking havoc on our health and our economies, and which is teaching us lessons in human solidarity which we should never forget. It has taught us that we evidently need to work harder to strengthen global social justice. Most importantly, the sharing of resources, be they human or material. Huge disparities continue to prevail, not only on the economic level, but in the access to basic health and medical needs, starting off with vaccines, but also in relation to employment, education, mobility, human rights, freedom of expression, and democracy. We need to think of and collectively adopt new and higher standards of global solidarity that do away with individualism, isolation, populism, ostracism, and xenophobia. A further shock to the international political system and to all of us individually came with the horrible and atrocious war in Ukraine. 75 years following World War II, Europe is tragically witnessing a dreadful war and the spilling of blood on its soil once again. The indiscriminate attacks on innocent lives, resulting in deaths, uprooting, and displacement, are episodes the world believed it would never see again in Europe. This is not because we have forgotten our history. It is because war and everything connected to it is unacceptable by modern standards and unthinkable, even in this day and age. Even though we have almost become complacent to the long years of war and destruction in countries like Yemen, Rwanda, Syria, and other countries around the globe. This war in Ukraine has brought out the worst and the best of humanity. Against a backdrop of unprovoked destruction and desperation, we are seeing unity, we are seeing empathy, and also a sense of solidarity amongst nations, something we had not experienced in generations. I join Your Holiness in your consistent and repeated appeals for the immediate cessation of these horrendous attacks as we continue to provide all the required assistance to the most vulnerable victims of this war. We need to reflect on what kind of legacy we want to leave behind us for future generations. Unfortunately, we are all absorbed with war and destruction when our undivided attention should be elsewhere. Holy Father, our planet is sick. Our planet is angry and tired. Yet, we keep ignoring its manifest signs of environmental degradation, climate change, and exploitation of its resources. Are we giving enough attention
to the manifest signals that the planet is sending to us? Or do we need more convincing evidence that both the human and natural environment are increasingly deteriorating at an alarmingly fast pace? We cannot ignore the fact that the human and natural environment are intrinsically interlinked. A viable and sustainable ecology can only be one that preserves and nurtures the human, social, and environmental dimensions. Despite several initiatives, all good intentions and repeated promises, we are a far cry from achieving our environment and development goals. It defies reason why humanity remains intent on destroying or replacing nature's beauty with its own creations. Commitments on sustainability are easy to pronounce, but difficult to achieve and to maintain. As I have already stated, conflicts prevail and persist all around us in this global village, and we are tempted somehow to turn a blind eye, if not openly justify their existence. The temptation to ignore them or to look elsewhere is very strong. It could be because of our own interests and ambitions. It could be because of the weakness in regulatory mechanisms meant to address them at local, regional, and international levels, or because of worrying double standards applied discriminately. The common denominator to all conflicts remains the proliferation and sales of armaments, weapons, and ammunition. This is, as has been repeatedly emphasized by Your Holiness, the bread and butter of the armaments industry, on which thrive whole national economies. We see this taking place in our immediate neighborhood, the Mediterranean, but even further afield in the long-drawn crisis of countries like Syria and Yemen, which I have already made reference to. In our region and across the globe, and for agreement with Your Holiness, I would like to see less proliferation of weapons and ammunition, less commercialization, and a cessation to the arms race that only leads to protracted violence, division, humanitarian crisis, fleeing from conflict zones, as well as deaths resulting from the inability of food and medicines to arrive at conflict zones. Rest assured, Holy Father, that Malta will continue to fulfill its principled mission of promoting dialogue and mutual respect between the countries, the cultures, and the religions that make our shared Mediterranean Sea a unique one. Building peace is still Malta's vocation, and we will not relent on our determination to continue working in this direction. We'll continue to actively seek a humane, just, and equitable solution to the issues of irregular migration. Holy Father, we know how deeply you feel about this issue, and we all feel your pain and disillusionment whenever dead bodies are washed on our shores and when migrants arrive in pitiful situations, if they manage to make it at all. Malta has never shied away from its commitments and obligations to save lives. We have done this, and we will continue to do it. However, considering our size and carrying capacity, we continue to ask for solidarity from other countries that are not on the front line, but have the resources, the opportunities, and the potential to welcome migrants. Documents, action plans, and negotiated policies will lead us nowhere unless there is the political will to act and to implement what is agreed upon. In this context, allow me, Holy Father, to underline our appreciation of the theme that has been identified to commemorate your visit. They showed us unusual kindness, lifted from the Acts of the Apostles. May I recall the immense work which the ecclesial community has carried out throughout our history and is still doing throughout its institutions and parishes. This kindness will continue to spread and live up to as a nation when responding to the suffering of others. We are presently doing this in the actions taken by government and people of Malta in support of our Ukrainian brethren through the provision of humanitarian aid and the attention given to sick children. Holy Father, it is not my intention to labor your visit only
with these pressing concerns, which we continue to address, both as an independent country, but also with our partners, as active members of the international community. With these problems, I will therefore also dare to mention some possible solutions. I need not search far and long for them. We can all benefit from the ample wisdom contained in the inspiring writings of Your Holiness, that Your Holiness shares with the world on a regular basis. I have in mind documents like Fratelli Tutti, Laudato Si, and the document on human fraternity for world peace and living together, to mention only a few. I also find encouragement, indeed solace, when I read your message for the World Peace Day in January of this year, with its clear policies for the achievement of peace, decrying war and conflict, individualism, and environmental degradation. We have to turn a page. We can begin by regaining mutual trust, by speaking more to one another. We can start with more intergenerational exchanges and we need to fortify the nexus between education, teaching, and peace. And we need to safeguard dignified work as the foundation of justice and solidarity. We should also better value the role of women in all societies and increasingly place our youth at the helm of positive change and at the heart of peaceful coexistence. This is a journey we need to walk together. This is what lies behind your promotion of the concept of synodality. We need to create and invest our energies in a universal and inclusive process in which everyone's voice is heard and in which there is the widest possible participation. Above all, Your Holiness, Malta will remain faithful to the pledge of looking after the most vulnerable in our community, those who are alone, those who are weakened by physical and psychological pain, those who feel unwanted, and those who are forced to suffer in silence. Finally, we should all respect the sanctity of life from its beginning to its natural end. Santità, Aziz Missierna Franġisku, tal-li ġejt iżżurna, untuk l-akbar merħba f'dawn il-gżejjer li tant jożżuk. Inweduk, permezz tal-miġġa tiegħek fostna, se nkomplu ninaqdu bejnietna u nħabbirku għal paċi ta' madwarna. Fuq kollox inweduk li ser tibqa' dejjem fi ħsibijietna u kif dejjem tħeġġiġna nagħmlu se nkomplu nitolbu għalik. Signor Presidente della Repubblica, membri del Governo e del Corpo Diplomatico, distinte autorità religiose e civili, insieme rappresentanti della società e del mondo della cultura, signore e signori, vi saluto cordialmente. Ringrazio il signor Presidente per le cortesi parole che mi ha rivolto a nome di tutti i cittadini. I vostri antenati diedero ospitalità all'Apostolo Paolo mentre diretto a Roma, trattando lui e i suoi compagni di viaggio con rara umanità. Ora, venendo da Roma, sperimento anch'io la calorosa accoglienza dei maltesi, tesoro che nel Paese si tramanda di generazioni in generazioni. Per la sua posizione, Malta può essere definita il cuore del Mediterraneo, ma non solo per la posizione. L'intreccio di avvenimenti storici e l'incontro di popolazioni fanno da millenni di queste isole un centro di vitalità e di cultura, di spiritualità e di bellezza. Un crocevia che ha saputo accogliere e armonizzare influssi provenienti da molte parti. Questa diversità di influssi fa pensare alla varietà dei venti che caratterizzano il Paese. Non a caso, nelle antiche rappresentazioni cartografiche del Mediterraneo,
la rosa dei venti era spesso collocata vicino all'isola di Malta. Vorrei prendere in prestito proprio l'immagine della rosa dei venti, che posiziona le correnti d'aria in base ai 4 punti cardinali per delineare 4 influssi essenziali per la vita sociale e politica di questo Paese. È prevalentemente da nord-ovest che i venti soffiano sulle isole maltesi. Il nord richiama l'Europa, in particolare la Casa dell'Unione Europea, edificata perché vi abiti una grande famiglia unita nel custode della pace. Unità e pace sono i doni che il popolo maltese chiede a Dio ogni volta che intona l'inno nazionale. La preghiera scritta da Duncan Pasaila recita infatti: «Dona Dio onnipotente saggezza e misericordia a chi governa, saluti a chi lavora e assicura al popolo maltese unità e pace». La pace segue l'unità e sgorga da essa. Ciò richiama l'importanza di lavorare insieme, di anteporre la coesione a ogni divisione, di rinsaldare radici e valori condivisi che hanno forgiato l'unicità della società maltese. Ma per garantire una buona convivenza sociale non basta consolidare il senso di appartenenza, occorre rafforzare le fondamenta del vivere comune, che poggia sul diritto e sulla legalità. L'onestà, la giustizia, il senso del dovere e la trasparenza sono pilastri essenziali di una società civilmente progredita. L'impegno a rimuovere l'illegalità e la corruzione sia dunque forte come il vento che, soffiando da nord, spazza le coste del Paese. E siano sempre coltivate la legalità e la trasparenza che permettono di sradicare malvivenza e criminalità, accomunate dal fatto di non agire alla luce del sole. La Casa Europea, che si impegna nel promuovere i valori della giustizia e dell'equità sociale, è anche in prima linea per la salvaguardia della più ampia casa del creato. L'ambiente in cui viviamo è un regalo del cielo, come ancora riconosce l'inno nazionale, chiedendo a Dio di guardare la bellezza di questa terra, madre adornata della più alta luce. È vero, a Malta, dove la luminosità del paesaggio allevia le difficoltà, il creato appare come il dono che, fra le prove della storia e della vita, ricorda la bellezza di abitare la terra. Va perciò custodito dall'avidità vorace, dall'ingordigia del denaro e dalla speculazione edilizia, che non compromette solo il paesaggio, ma il futuro. Invece la tutela dell'ambiente e la giustizia sociale preparano l'avvenire e sono ottime vie per far appassionare i giovani alla buona politica, sottraendole alle tentazioni del disinteresse e del disimpegno. Il vento del nord si mescola spesso con quello che spira da ovest. Questo paese europeo, in particolare nella sua gioventù, condivide infatti gli stili di vita e di pensiero occidentali. Da ciò derivano grandi beni, penso per esempio ai valori della libertà e della democrazia, ma anche rischi su cui occorre vigilare, perché la brama del progresso non porti a staccarsi dalle radici. Malta è un meraviglioso laboratorio di sviluppo organico, dove progredire non significa tagliare le radici con il passato, no, tagliare in nome di una falsa prosperità dettata dal profitto. No, non significa questo. Tagliare dai bisogni indotti dal consumismo, oltre che dal diritto di avere qualsiasi diritto. Per uno sviluppo sano è importante custodire la memoria e tessere con rispetto l'armonia tra le generazioni, senza lasciarsi assorbire da omologizzazioni artificiali e da colonizzazioni ideologiche, che spesso avvengono, per esempio, nel campo della vita, del principio della vita.
sono colonizzazioni ideologiche che vanno contro il diritto alla vita dal momento del concepimento o prima ancora. Alla base di una crescita solida c'è la persona umana, il rispetto della vita, della dignità di ogni uomo e ogni donna. Conosco l'impegno dei maltesi nell'abbracciare e proteggere la vita. Già negli Atti degli Apostoli vi distinguevate per salvare tanta gente. Vi incoraggio a continuare a difendere la vita fin dall'inizio del suo termine naturale, ma anche a custodirla in ogni momento dallo scarto e dalla trascuratezza. Penso specialmente alla dignità dei lavoratori, degli anziani e dei malati e ai giovani che rischiano di buttare via il bene immenso che sono inseguendo miraggi che lasciano dentro tanto vuoto. È quello che provocano il consumismo esasperato, la chiusura alle necessità degli altri e la piaga della droga, che soffoca la libertà creando dipendenza. Proteggiamo la bellezza della vita. Proseguendo nella rosa dei venti, guardiamo a sud. Da lì giungono tanti fratelli e sorelle in cerca di speranza. Vorrei ringraziare le autorità e la popolazione per l'accoglienza loro riservata in nome del Vangelo, dell'umanità e del senso di ospitalità tipico dei maltesi. Secondo l'etimologia fenicia, Malta significa porto sicuro. Tuttavia, di fronte al crescente afflusso degli ultimi anni, timori e insicurezze hanno generato scoraggiamento e frustrazione. Per ben affrontare la complessa questione migratoria occorre situarla entro prospettive più ampie di tempo e di spazio. Di tempo. Il fenomeno migratorio non è una circostanza del momento, ma segna la nostra epoca. Porta con sé i debiti di ingiustizie passate, di tanto sfruttamento, di cambiamenti climatici e di sventurati conflitti di cui si pagano le conseguenze. Dal sud povero e popolato, masse di persone si spostano verso il nord più ricco. È un dato di fatto che non si può respingere con anacronistiche chiusure, perché non vi saranno prosperità e integrazione nell'isolamento. C'è poi da considerare lo spazio. L'allargamento dell'emergenza migratoria, pensiamo ai rifugiati della martoriata Ucraina, adesso chiede risposte ampie e condivise. Non possono alcuni paesi sobbarcarsi l'intero problema dell'indifferenza di altri e non possono paesi civili sancire per proprio interesse torbidi accordi con malviventi che schiavizzano le persone. Purtroppo questo succede. Il Mediterraneo ha bisogno di corresponsabilità europea per diventare nuovamente teatro di solidarietà e non essere l'avamposto di un tragico naufragio di civiltà. Il Mare Nostrum non può diventare il cimitero più grande dell'Europa. E a proposito di naufragio, penso a San Paolo, che nel corso della sua ultima traversata nel Mediterraneo giunse su queste coste in modo imprevisto e fu soccorso. Poi, morso da una vipera, fu giudicato malvivente. Poco dopo, invece, venne ritenuto una divinità per non avere subito conseguenze. Tra le esagerazioni dei due estremi sfuggiva l'evidenza primaria. Paolo era un uomo bisognoso di accoglienza. L'umanità viene prima di tutto e premia in tutto. Lo insegna questo paese, la cui storia ha beneficiato del disperato arrivo dell'Apostolo naufrago. In nome del Vangelo che egli visse e predicò, allarghiamo il cuore e riscopriamo la bellezza di servire i bisognosi. Continuiamo su questa strada. Mentre oggi, nei confronti di chi attraversa il Mediterraneo in cerca di salvezza, prevalga il timore e la narrazione dell'invasione, e l'oggettivo primario sembra essere la tutela ad ogni costo della propria sicurezza,
Aiutiamoci a non vedere il migrante come una minaccia e a non cedere alla tentazione di innalzare ponti levatoi e di erigere muri. L'altro non è un virus da cui difendersi, ma una persona da accogliere. E l'ideale cristiano inviterà sempre a superare il sospetto, la sfiducia permanente, la paura di essere invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo attuale ci impone. Non lasciamo che l'indifferenza spenga il sogno di vivere insieme. Certo, accogliere costa fatica e richiede rinunce. Anche per San Paolo fu così. Per mettersi in salvo fu prima necessario sacrificare i beni della nave, ma sono tante le rinunce fatte per un bene più grande, per la vita dell'uomo, che è tesoro di Dio. C'è infine il vento proveniente da est, che spesso soffia all'aurora. Omero lo chiamava Euro, ma proprio dall'est Europa, dall'Oriente, dove sorge prima la luce, sono giunte le tenebre della guerra. Pensavamo che invasioni di altri paesi, brutali combattimenti nelle strade e minacce atomiche fossero ricordi oscuri di un passato lontano. Ma il vento gelido della guerra, che porta solo morte, distruzione e odio, si è abbattuto con prepotenza sulla vita di tanti e sulle giornate di tutti. E mentre ancora una volta qualche potente, tristemente rinchiuso nelle anacronistiche pretese di interessi nazionalisti, provoca e fomenta conflitti, la gente comune avverte il bisogno di costruire un futuro che o sarà insieme o non sarà. Ora, nella notte della guerra che è calata sull'umanità, per favore non facciamo svanire il sogno della pace. Malta, che brilla di luce nel cuore del Mediterraneo, può ispirarci perché è urgente ridare bellezza al volto dell'uomo sfigurato dalla guerra. Una bella statua mediterranea risalente a secoli prima di Cristo raffigura la pace. Irene, come una donna che ha in braccio Pluto, ricorda che la pace genera benessere e la guerra solo povertà. Fa pensare il fatto che nella statua pace e ricchezza siano raffigurate come una mamma che tiene in braccio un bimbo. La tenerezza delle madri che danno al mondo la vita e la presenza delle donne sono l'alternativa vera alla logica scellerata del potere che porta alla guerra. Di compassione e di cura abbiamo bisogno, non di visioni ideologiche e di populismi che si nutrono di parole di odio e che non hanno a cuore la vita concreta del popolo, della gente comune. Più di 60 anni fa, a un mondo minacciato dalla distruzione, dove a dettare legge erano le contrapposizioni ideologiche e la ferrea logica degli schieramenti, dal bacino mediterraneo si elevò una voce controcorrente che all'esaltazione della propria parte opporse un sussulto profetico in nome della fraternità universale. Era la voce di Giorgio La Pira, che disse: la congiunta storica che viviamo, lo scontro di interessi e di ideologie che l'umanità in preda di un incredibile infantilismo restituiscono al Mediterraneo una responsabilità capitale: definire di nuovo le norme di una misura dove l'uomo lasciato al delirio e alla smisuratezza possa riconoscersi. Sono parole attuali, possiamo ripeterle perché hanno una grande attualità. Ci serve, quanto oggi ci serve una misura umana davanti all'aggressività infantile e distruttiva che ci minaccia, di fronte al rischio di una guerra fredda allargata
che può soffocare la vita di interi popoli e generazioni. Quell'infantilismo purtroppo non è sparito, rimerge prepotentemente nelle seduzioni dell'autocrazia, nei nuovi imperialismi, nell'aggressività diffusa, nell'incapacità di gettare ponti e di partire dai più poveri. Oggi è tanto difficile pensare con la logica della pace. Siamo abituati a pensare con la logica della guerra. Da qui comincia a soffiare il vento gelido della guerra, che anche stavolta è stato alimentato negli anni. Sì, la guerra si è preparata da tempo, con grandi investimenti e commerci di armi. Ed è triste vedere come l'entusiasmo per la pace, sorto dopo la Seconda Guerra Mondiale, si sia negli ultimi decenni affievolito, così come il cammino della comunità internazionale, con pochi potenti che vanno avanti per conto proprio alla ricerca di spazi e zone di influenza. E così non solo la pace, ma tante grandi questioni come la lotta alla fame e alle disuguaglianze sono state di fatto derubicate dalle principali agende politiche. Ma la soluzione alla crisi di ciascuno è prendersi cura di quella di tutti, perché i problemi globali richiedono soluzioni globali. Aiutiamoci ad ascoltare la sete di pace della gente. Lavoriamo per porre le basi di un dialogo sempre più allargato. Ritorniamo a riunirci in conferenze internazionali per la pace, dove sia centrale il tema del disarmo, con lo sguardo rivolto alle generazioni che verranno. E gli ingenti fondi che continuano a essere destinati agli armamenti siano convertiti allo sviluppo, alla salute e alla nutrizione. Guardando ancora ad est, vorrei infine rivolgere un pensiero al vicino Medio Oriente, che si riflette nella lingua di questo paese, la quale si armonizza con altre, quasi a ricordare la capacità dei maltesi di generare benefiche convivenze in una sorta di convivialità delle differenze. Di questo ha bisogno il Medio Oriente. Il Libano, la Siria, lo Yemen e altri contesti dilaniati da problemi e violenza. Malta, cuore del Mediterraneo, continui a far pulsare il battito della speranza, la cura per la vita, l'accoglienza dell'altro, l'anelito di pace con l'aiuto di Dio, il cui nome è pace. Dio benedica Malta e Gozo. Wasal il-mument tant mistenni fejn il-tusija tiegħu il-Papa minn hawn ftit minuti sekondi oħra ma nafx biex jibqa' joħroġu jitawal u jilqa' u aħna nilqgħu lilu b'tant Entużjażmu. ekku. Lestu il-binanar, lestu l-banners, Kif tinħass l-ansjetà vero u u lestu wkoll il-vuċi u xe. Mela ta' minu. Ekku naraw ħajersaq, risaq. Kemmitina l-aħħar ftit żgħira hekk, mumenti ta' suspans. Iva.
Sua Santità, possiamo chiedere qualcosa di piccolo? Possiamo pregare con il Papa? Possiamo chiedere questo? Ejja nagħmlu rehearsal li għamilna ħanara 1, 2, 3, Papa Francesco! Papa Francesco! Viva il Papa! Viva il Papa! Sua Santità, per un'altra volta possiamo chiedere una piccola preghiera. God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Papa Francesco! Papa Francesco! Papa Francesco! Viva il Papa, hey! Hey! Viva il Papa, hey! Hey! Viva il Papa, hey! Hey! Viva il Papa, Nistennew ħanaraw issa ħireġ. Vera għanna xalxiex inkunu xċurtjati li ġi ġewwa l-gżira tagħna u xek. Minkejja l-età tiegħu u minkejja ovvjament id-diffikultajiet li qed isib abba is-saħħa tiegħu xorta jibqa' bl-entużjażmu u bl-imħabba lejn il-poplu. Ekku huwa inspirazzjoni għal dan kollu li aħna naraw. Li qabel ma noħorġu irridu joħorġu il-Ministru u l-President. Ġifieri wara nitlobkom terġgħu tpoġġu ftit żgħira ħalli nkunu nistgħu immexxukom ħalli nimxu anke mal-protokoll ħalli ma jkunx hawn konfużjoni. Sbatik,
Deeper than the sea, stronger than a wanted bravery, richer than our history, bigger than our dreams could ever be. There's a love the whole world knows. It's a love.
Grazie signora, complimenti per il lavoro di voi. Stavo dicendo il lavoro che avete fatto nell'ascensore. Eżiż-żaza ta' Malta, il-mitusija tiegħu Papa Francisco! Inselmulu. Papa Francesco! Papa Francesco! Viva il Papa! 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 Naħseb l-aġġornament tagħna jieqafaw. Nixtieq ringrazzjaw il-kull wieħed waħda minnhom. Talli udjenza tal-ġen. Orejna mela nitlob issa l-għdiera anke bdew jinfetħu ċertu voice. Nibdew b'mod noħorġu kawtela u bil-kalma. Jiġifieri nisimgħu ngħidilkom kulur tistgħu tibdew toħorġu bil-mod bil-kawtela. L-kumplament l-galbu ħalli ħadd ovvjament ma jweġġa. tajjeb ħafna l-kumplament tal-ġurnata tajba. Grazzi lil kulħadd u jalla xi ħaġa li dejjem jispiċċa biha lill-Papa nibqgħu nżommu fit-talb tagħna.
Grazzi lil kulħadd. La se, prosit.